Benvenuti telespettatori e appassionati di volley a una puntata specialissima di Sottorete, perché se l'inquadratura si allarga non abbiamo mai avuto così tanti ospiti. La CDA Talmassons quasi al gran completo, ma anzi direi praticamente al completo, per festeggiare un'annata incredibile con la Coppa Italia. La vedete accanto a me, alla mia sinistra, e la promozione freschissima della scorsa settimana in B1. E per parlarne abbiamo tutte le ragazze che hanno fatto parte di questa grandissima impresa, e scusate se vi lascio in secondo piano i dirigenti e l'allenatore. Allora io inizierei subito a farli parlare, perché insomma è il caso. Voglio approfittare proprio della vostra presenza oggi e iniziamo con la presenza istituzionale del presidente Gianni De Paoli, e te lo chiedo subito, te lo chiedo ufficialmente: all'inizio di quest'anno ti immaginavi una cosa del genere? Ma scherzavamo prima, no, sulla mia presenza qua nella prima trasmissione dell'anno, mi pare, insieme a Ceccarelli e Rossato del Porcia, e non avrei mai pensato sinceramente di essere qua stasera a festeggiare una promozione e una vittoria in Coppa Italia. Quindi che devo dire? Queste ragazze hanno fatto un risultato che, non mi stancherò mai di dirlo, straordinario. Sicuramente non era non preventivato. Non preventivato, e lo chiedo all'artefice in qualche modo, al modellatore, al Michelangelo di questa opera, visto che so insomma che gli piacciono i paragoni importanti. Stefano Castignaro, anche tu all'inizio dell'anno ci avesti scommesso su questo risultato, questi risultati? Faccio una premessa: ci sono degli allenatori che si chiamano Michelangelo. Quindi non confondiamo. No, anche se è una persona stimatissima. No, non sapevamo dove si poteva andare a parare, nel senso che poi, come ogni anno, avevamo assemblato questa squadra durante l'estate, quindi iniziavano diversi volti nuovi, quindi cambiando. Poi avevamo fatto una scommessa, avevamo preso ad esempio gente che proveniva dalla Serie C, addirittura che era anche retrocessa dalla Serie C, e quindi ancora di più una scommessa, quindi non sai mai quando punti le carte cosa viene fuori alla fine. E diciamo che sì, ci siamo riusciti, è una bella soddisfazione riuscire a far combaciare tutte le carte nel verso giusto. Queste carte, insomma, è stato un poker d'assi, e continuo a parlarne con il vicepresidente della CDA Talmassons, del volley Talmassons, con Gianni Ponte, una persona che è sempre presente in palestra, tanto che io per esempio non sapevo che fosse vicepresidente, ma comunque una persona importantissima per questa società. No, vicepresidente è un titolo solamente burocratico, chiamiamolo così. La mia passione è nata con le bimbe. Io le chiamo le mie bimbe tutte quante, nel senso che ho cominciato a seguire la pallavolo 17-18 anni fa, non mi ricordo, con mia figlia, e dopodiché sono cominciate le soddisfazioni, perché abbiamo fatto una grandissima galoppata dalla Serie D fino alla B1 di oggi, e non ci si rende ancora conto che siamo ormai promossi in B1, che abbiamo vinto una meravigliosa Coppa. Non abbiamo ancora festeggiato come si deve festeggiare veramente un campionato. Io qualche festeggiamento insomma diciamo che era solo un aperitivo, perché veramente gli impegni che dobbiamo terminare, perché bisogna portare in fondo il campionato, ci sono ancora degli impegni, ancora 2 impegni. Uno l'abbiamo svolto abbastanza bene. Io non mi lamento, perché ci sta un momentino di rilassamento, ci sta anche un attimo di suspense nelle ultime partite, nel senso che se siamo dei cannibali vinciamo tutto, se invece siamo una squadra come siamo, però di persone normali, ci sta anche il perdere.
Ci sta anche il perdere, ma ne parlo con un'altra persona importante che rimane magari un po' dietro le quinte, ma che nei festeggiamenti insomma è stata coinvolta particolarmente. Un abbraccio tra te e Stefano Castagnaro, insomma penso che rimarrà negli annali dopo la vincita della Coppa. Magda Gori, la dirigente, accompagnatrice di questa squadra. Allora concludo questo giro dei dirigenti con te. Anche per te è una lunga presenza nella società. Beh sì, assolutamente. Io ho iniziato dalla prima divisione, ho fatto 2 promozioni dalla Serie D e poi l'anno successivo dalla Serie D alla Serie C, quindi sono molto legata alla società. È un gruppo di persone brave che si dedicano veramente tantissimo a questa attività, insomma. Vorrei spendere 2 parole per il nostro presidente, perché lui è sempre un po' nascosto, fa tantissimo, penso che senza di lui non avremmo ottenuto certi risultati. Se volete potete applaudire. Sì. Lui è sempre abbastanza umile, no? Non si fa mai vedere, insomma, lavora un po' dietro le quinte, quindi Insomma, mi sentivo in obbligo di ringraziarlo per tutto quello che fa, insomma. È chiaro che è attorniato da persone meravigliose. Adesso non vorrei dimenticare qualcuno, certo. Gianni, Paolo Sgrazzutti, Paolo Bon, Alan che cura tutto la nostra pagina Facebook, sì. Le foto sempre puntualissime, velocissime Certo. di Alan. Insomma, una squadra che è molto allargata. Ma tu che hai il termometro un po' della situazione, perché ti vedo sempre lì in panchina piuttosto silenziosa magari, però sicuramente tu hai sai Stefano veramente, che sai veramente si fa andare cosa sulla febbre, no, a tutti. Voglio dire, lui, cioè, penso che siamo in ottime mani, no? Tra lui e Laterasso, insomma. Ma tu, quando hai capito che ce la potevate fare? Parlo del campionato, ovviamente, perché della Coppa si capisce quando si vince, insomma. Ma guarda, io avevo questo sentore già dalle prime partite, perché eravamo partite veramente forte. Avevo visto proprio un'evoluzione in molte ragazze, a partire da Ornella, che ha fatto secondo me un inizio campionato strepitoso. Dopo, per sfortuna, ha avuto questo piccolo incidente, e abbiamo delle ottime giocatrici di esperienza come la Caterina e la Stefania, insomma, e questo palleggiatore che ci è arrivato così come la manna dal cielo. Io già avevo capito che, insomma, potevamo ambire in alto, insomma. Andare in alto, e lo chiedo anche a Caterina, questo, lei che è stata una delle prime ospiti che ho avuto qua in studio. Ormai è diventata anche un'abitudine, perché insomma con Caterina insomma, ci si vede da un po' di tempo, sia sui campi che fuori, ed è anche una ragazza molto impegnata anche nello studio. Insomma, abbiamo visto anche un articolo sul Messaggero. Posso immaginare che per te queste vittorie siano state un premio anche a tutti i sacrifici, a quello a cui una ragazza deve rinunciare per fare una carriera sportiva. Sì, sicuramente è un sogno che si realizza, un sogno che diventa realtà. Avevo detto che insomma la B1 mi sarebbe piaciuta vincerla sul campo, e questa non ce l'abbiamo fatta. L'anno scorso ci siamo andati molto vicini, e qualcuno prendendomi in giro mi ha detto che sono la ragazza dei playoff, perché è una bella esperienza. Hai fatto tanti tra Serie C e B2, e quest'anno finalmente niente playoff. Ci siamo vinte il campionato con 3 giornate di anticipo, bellissimo. E torno a bomba a Stefano Castagnaro, perché in quanto ai playoff, Stefano, tu ne avevi già fatto qualcuno, non posso non farti questa domanda. Che cosa c'è stato di diverso questa volta? Quali sono stati gli ingredienti vincenti che hai trovato nella CDA Talmassosso? Domanda difficile, un po'. Quanto tempo ho per rispondere? Poco, perché altrimenti non riesco a far parlare le ragazze. Sicuramente di playoff ne ho fatti tanti, e quindi tanti dicevano appunto che ero anch'io un allenatore da playoff, ma senza vincere niente. Insomma,
aspetti diversi della medaglia. Quest'anno diciamo che siamo stati forse un po' più attenti ai particolari, anche sulla base un po' dell'anno scorso. Sicuramente Talmassons ha trovato un ambiente che ci ha lasciati lavorare con tranquillità, quindi abbiamo potuto fare le nostre scelte. Spendo anche due parole per Francesca Terasso che non c'è qui, che insomma ha fatto un lavoro importante anche lei, perché fa tutta la statistica eccetera eccetera, e abbiamo lavorato veramente tanto in tranquillità, cioè la società ci ha sempre appoggiati, siamo riusciti sempre a fare un po' quello che volevamo, insomma, e quello che ci sembrava la cosa più giusta per la squadra, e sembra che tutto abbia funzionato. Sì, sì. Se poi aggiungiamo che proprio nel giorno in cui conquistavate la B1 in modo matematico nel paese di Talmassons, c'erano anche i fuochi artificiali, voglio dire, non si poteva concludere meglio di così. E chiamo di nuovo in causa Gianni Ponte per parlare un po' di questo aspetto. Non poteva venire il sindaco Piero Mauro Zanin, che sicuramente se avesse potuto sarebbe arrivato anche lui, ma Gianni, un paese che si è riunito proprio attorno a questa squadra. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco, che diciamo è il primo tifoso, diventato il primo tifoso della nostra squadra. Tra l'altro società. Immagini lo ritraggono durante la Coppa Italia che aizza il pubblico. Esattamente, proprio capo ultra. No? Allora, lui ci teneva a essere presente anche stasera, però purtroppo altri impegni lo hanno portato da altre parti. Niente, lui ha voluto portare le ragazze per complimentarsi, per presentarle alla popolazione, le ha volute portare al mercato delle stagioni, che è una giornata dedicata, diciamo, a tutto quello che è le attività socioculturali del nostro comune, e ha voluto presentarle a tutta la popolazione, una popolazione che ha risposto in maniera veramente in pompa magna, nel senso che c'era molta gente che si meravigliava oltretutto, perché le cose si sanno ma non si sanno mai fino all'ultimo. È che insomma il palazzetto è sempre pieno, io facendo anche le telecronache insomma posso dire che negli incontri che abbiamo fatto il palazzetto insomma rispondeva bene, si riempiva in ogni ordine di è nata un pochettino come curiosità da parte di qualcuno, poi c'è nei paesi, perché la nostra realtà è una comunità piccola, perché se andiamo a vedere le altre squadre escono da comunità insomma con numeri molto superiori alla nostra. E il passaparola ha fatto sì che la gente si affezionasse, i risultati hanno dato una grandissima mano, disponibilità delle ragazze, perché sono sempre disponibili per qualsiasi attività extra pallavolistica. Ne abbiamo visto anche premiare le ragazze delle giovanili, partecipare comunque a questo tipo di attività, le quali insomma le giocatrici non sempre sono così generose insomma. Difatti è un grazie veramente di cuore alle ragazze, perché dando la loro disponibilità hanno fatto sì che la gente si affezionasse a questo sport che è diventato la ciliegina sulla torta, la prima attività sportiva della nostra comunità. E in qualche modo mi rivolgo alle ragazze, siete anche diventati un po' degli esempi, degli idoli per le giovani pallavoliste, Kate? Sì, è sempre una cosa molto bella quando le piccole pallavoliste entrano in palestra, ci portano qualche foto che hanno fatto con noi, delle lettere, è capitato? Sì, e ci seguono anche durante le trasferte, quindi bellissimo. E vorrei continuare con Stefania per chiedere se anche lei, Stefania Nardone, è diventata uno degli idoli delle giovani pallavoliste. Ma io fino ad ora non ho ricevuto lettere varie, però insomma ci sarà qualcuno che sarà sicuramente, e che io non sono sempre molto socievole, no? Soprattutto quando perdiamo, quindi però insomma diciamo che abbiamo perso poche volte quest'anno, quindi però speriamo che qualcuno erediti la tua cattiveria agonistica. Mia perfidia, sì. Grazie. Sì, perché io l'ho simpaticamente chiamata Miss
la giocatrice più perfida del girone, però naturalmente in modo diciamo sportivo, quindi solamente in campo, ci mancherebbe altro. E allora vorrei continuare con la seconda fila, parlare con le ragazze, già mi guardano terrorizzate, ma inizierei con un grande classico, Virginia Berasi, arrivata quest'anno, subito promozione Coppa Italia. Ma tu l'hai affrontata così senza pensarci in qualche modo, così sempre col sorriso? Beh, no, abbiamo iniziato bene, quindi per forza già dall'inizio avevo il sorriso sulla faccia. E niente, è stato un anno pieno di emozioni, pieno di soddisfazioni, devo dire. È stato un gran anno. E allora continuerei a parlare con Alessia Costantini, che è stata una grande protagonista della Coppa. Non solo, perché bisogna dire che durante il campionato c'è stato bisogno di tutte. Tutte hanno dato il proprio contributo e credo sia stata anche una delle forze di questa squadra. Alessia, me lo confermi? Diciamo che per me è una sorpresa, sia ovviamente la promozione che Coppa Italia, venendo appunto da, come diceva prima Stefano, una retrocessione in Serie C l'anno scorso. Mi ricordo ancora la chiamata di Stefano l'anno scorso a maggio, che appunto non ci credevo. Quindi Stefano, è stata una tua scelta, quella di Alessia? Sì, io la conosco da un sacco di tempo, quindi so che ho avuto un percorso che già si era avvicinato alle serie nazionali, poi per vicissitudini, aveva avuto un percorso diverso e io ho detto perché non provarci, insomma. Sì. Ed è stata una bella sorpresa per te. Poi durante la Coppa Italia, magari per chi non l'ha seguita così da vicino, Andrea Tavagnuti, un'altra centrale che oggi non c'è, che anche lei veniva dalla Serie C se non sbaglio, si è infortunata e si è dovuta entrare in un momento topico proprio della partita. Cosa hai pensato in quel momento lì? Beh, quando ho visto Andrea cadere pensavo fosse, ho detto beh, adesso si rialza e poi in quel momento lì non è che ho pensato tanto, ho detto adesso devo entrare e fare bene, basta, e dare il meglio. Sì. Entro e gioco, e quindi è stato semplice, è stato vincente. Non è stato semplice, anche. però Non è stato molto semplice, è stato più semplice festeggiare, perché so che tu sei la donatrice del famoso bottiglione di Jeroboam, sì, da 6 litri di prosecco, che tanta gioia ha dato durante i festeggiamenti. Diciamo che alzavamo prima ovviamente la coppa e poi anche il prosecco. Tra l'altro dobbiamo fare forse, chi ha il microfono sotto? Stefania, magari lo dico, dovremmo fare una petizione perché si possa mettere qualcosa dentro. Sì. Perché se si continua a vincere, perché se si continua a vincere in Friuli, insomma qualcosina dobbiamo bisogna metterci qualcosina, insomma. Metterci dentro. E un'altra sorpresa di questa Coppa, salto di un posto, ma poi torno alla alzatrice, a Giulia Ponte, è stata Ornella Bon, l'arma segreta, arma di fine di mondo creata da Stefano Castegnaro. Lo sapevi tu prima che sarebbe andata così? Ma insomma, diciamo che è stata la prima partita in cui ho giocato dopo aver fatto l'infortunio, quindi è stata... Non è che sapevo, speravo insomma di giocare la finale, perché insomma delle emozioni così non ti ricapitano spesso, quindi sì. Torno un po' al presidente, perché mi ricordo durante la ormai leggendaria telecronaca mi hai detto Ornella ha anche imparato a esultare in quella partita, insomma si è visto che era convinta dei propri mezzi, vero Gianni? Sì, Ornella direi con Stefano è cresciuta molto anche da questo punto di vista. In questi 3 anni l'abbiamo vista anche caratterialmente molto diversa da quando è tornata a Talmassons, molto più convinta anche dei propri mezzi,
può migliorare ancora sicuramente, e lei lo sa da questo punto di vista. Allora, tornerei sempre con dallo sguardo terrorizzato di Giulia Ponte. Giulia Ponte, che è la seconda, è giovanissima Giulia, del classe 96, è la seconda palleggiatrice. C'è stato spazio anche per te in questo girone. Sì. Com'è? È difficile diciamo, avere il tuo ruolo, un ruolo che di solito insomma, interviene nelle situazioni più complicate di una squadra. Come ti sei trovata quest'anno? Ma sinceramente non mi sono mai aspettata di giocare, però le volte che sono entrata insomma sempre con un po' di timore, un po' di tanta emozione, insomma, cioè la prima volta che comunque gioco in una categoria così alta. Questa è stata un'esperienza importante. Sì, comunque anche gli allenamenti fatti a un livello così alto, insomma, si cresce parecchio. Beh sì, sicuramente anche con la mia compagna Virginia appunto che mi ha fatto crescere molto, e poi Stefano ci segue molto, quindi... Allora, positivo anche il tuo anno, sì, non può che essere così. E passiamo all'ultima coppia, la trincea della CDA Talmassons, la linea Maginot della squadra della Bassa, avere due liberi che si sono alternati perfettamente durante quest'anno. Stefania Stizzoli, mi confermi che l'abbiamo detto sempre confermo. Giusto? E Jenny Ponte. Allora iniziamo da Jenny, che anche lei un po' si emoziona quando deve parlare. E intanto come stai? Stai bene? Sì, dopo una vittoria del genere direi proprio di sì. Ci mancherebbe altro, dici? Anche perché a 18 anni vincere un campionato e anche la Coppa Italia, cioè... Insomma, non ci sono molti che possono raccontarlo. Tu sei giovanissima, anche tu classe 96, però insomma di esperienza in B2 ce n'è già abbastanza. Quanti anni sono che giochi in questa categoria? Questo è il terzo anno. Insomma, e ti avevamo già notata proprio da piccolissima, proprio senza paura in campo a prendere pallonate. Sì, insomma, senza paura. Ogni tanto. Ricezione. C'è sempre il timore, diciamo. Certo, un'altra che di pallonate ne ha prese tante, è già stata nostra ospite, Stefania Stizzoli. Ciao Stefania. Ciao. Splendido sorriso, una mamma che ti segue ovunque. Sempre, non è mai mancata nessuna partita da quando ho iniziato a giocare a pallavolo. Da quando hai iniziato a giocare a pallavolo? E quindi quanti anni sono? Adesso 9 anni, 10. Insomma, un bel percorso impegnativo anche per lei, nonostante la patente comunque la mamma ti segue ovunque. Quest'anno penso sia stata una grande soddisfazione anche per lei, perché in generale per i genitori mi sembra che abbiano fatto comunella per bene, oppure no? Sì. Sono stati dei grandi tifosi tutti e ci hanno seguito sempre in casa e fuori casa. Allora, dopo questa prima carrellata direi che possiamo concludere la prima parte di Sottorete. Ci rivediamo dopo la pubblicità per continuare a parlare con le protagoniste e i protagonisti della CDA Talmassons. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause.
torniamo con la seconda parte di Sottorete per continuare questa puntata speciale con tantissimi ospiti che cercherò di far parlare ancora un po' e vediamo se ci sveleranno qualche retroscena di questa annata fantastica per la CDA Talma Sons. E allora ricominciamo un po' a parlare con Stefania Nardone, alla quale non chiederò di raccontare la barzelletta, anche se so che è abilissima nel genere, per chiederle qualcosa sul gruppo di quest'anno, perché vi ho visto festeggiare tantissimo sempre e non è così scontato. Anche quando si vince, non tutte le squadre festeggiano con la partecipazione che avete dimostrato voi. Ma diciamo che anche ti ho vista particolarmente impegnata sì, sull'argomento. Ci sono dei personaggi nella squadra in cui riesce meglio a festeggiare, no? E quindi poi magari quelle persone un po' più timide riescono a seguirci, quindi... ma questo è il bello alla fine, no? Cioè, festeggiare tutte insieme, e poi se qualcuna stava seduta ovviamente la andavamo a prendere, cioè non c'era neanche un fastidio per quello, e quindi insomma era proprio l'amalgama giusta quest'anno. Ma a parte gli scherzi, diciamo, questo aspetto dei festeggiamenti, il tuo contributo in questa squadra è stato veramente decisivo. Perché anche per far divertire il pubblico, perché ci sono delle giocatrici che fanno spettacolo in campo, sorridono le sue compagne, però sicuramente se avete visto le partite sapete a che cosa mi riferisco. È un'impressione mia oppure effettivamente? No, è vero, è vero. No, mi prendono molto le partite, soprattutto quelle un po' più, no? Decisive così. Infatti una mamma di una mia compagna di squadra mi ha detto, anzi non a me, insomma a Max, ha detto che sono una bella attrice perché in campo si nota subito la mia mimica facciale, e quindi vabbè, così dai. Per Stefano, vediamo se ho notato qualcosa di particolare durante la Coppa Italia, sempre riguardo a Stefania. Ogni tanto la richiamavi all'ordine, diceva fai un pallonetto per favore. No, anche abbiamo ricevuto una telefonata da Fabio De Luigi che ci ha chiesto i diritti di una canzone che loro hanno cantato dopo la conclusione della Coppa Italia. È possibile non possiamo dirlo. Svelare, no? Non si può svelare questa... Solo ricevuto una telefonata per i diritti d'autore. Insomma c'è stato un problema in questo senso. No, volevo, per fare un discorso insomma serio, invece sì, vorrei sottolineare che comunque al di là della mimica di tutte è stato qualcosa di bellissimo e emozionante, perché tutte hanno veramente messo qualcosa per questo risultato, ognuna con il loro modo. Chi ha detto che abbiamo fatto il mazzo, chi ha detto sì sono contenta e basta, chi risultava come un guerriero, insomma, però abbiamo esaltato le caratteristiche di tutti anche. E questo, prego se Gianni. posso aggiungere un'ultima cosa a quello che diceva Stefano, è una stagione che ci insegna anche che alle volte si costruiscono le squadre sui nomi, sulle atlete, come hanno fatto tante altre squadre, però non hanno vinto, quindi alle volte scegliere le persone giuste, anche se magari dal punto di vista tecnico ti danno qualcosa di meno, ti danno qualcosa di più in un altro senso. In un altro senso, perché umanamente danno qualcosa, lo danno anche alla squadra. Gianni Ponte mi hanno detto vai sul sicuro oggi perché tanto si chiamano tutti Gianni, oppure mi dicevate? Paolo. Oppure Paolo, Gianni e Paolo. Allora continuiamo con Gianni. Ricordo all'inizio della stagione Gianni in quel caso parlava di Virginia, mi ha detto è una ragazza solare, vedrai che quest'anno sarà un gruppo speciale. Hai avuto ragione, sei stato un buon profeta, Gianni. Ma io le chiamo le mie bimbe perché ho un pochettino la pretesa di dire che le conosco molto bene, perché io ci parlo, ci dialogo con loro, le seguo. Quando una la vedo con l'umore basso, non sto lì ad aspettare, io vado e ci parlo, perché a me piace parlarci. Quando è arrivata Virginia è stata ospite a casa mia assieme a mie figlie, e ho detto sinceramente, se avessi un'altra figlia vorrei questa, perché è una ragazza veramente solare, ma una ragazza in gamba, cioè tutte quando hanno un impegno non c'è nessuna
che si tira indietro, cioè tutte 12 hanno giocato per 12. Non ce n'è una che abbia detto no, a me il gruppo non va tanto. Sulla Coppa invece purtroppo non ho potuto goderla perché me l'hanno messo in castigo. Io ero a lato a bordo campo, che ero responsabile per il coordinamento di tutto l'Ambaradan, e ho dovuto fare a meno di esultare. Guardavo gli sguardi, questo deve essere sì, imploso, questo sì, questo mi riempiva il cuore guardando gli sguardi degli altri allenatori quando hanno giocato contro di noi. Io dentro di me sghignazzavo perché sapevo che una volta battuto il Monselice ho detto la Coppa è nostra. Spero che non ve l'abbia detto prima di giocare. Già fuori. E gli ho detto a Stefano, ho fatto una confidenza a Stefano, quando ha messo la Bon nella finale, gli ho detto, sai cosa ha detto il tuo mister dall'altra parte? Come gioca questo? Ha chiesto al secondo allenatore. Il secondo allenatore ha detto, boh, e in quello, scusa, devo fare la battuta. in quello la Bon ha tirato giù la prima sventola. La loro faccia aveva già detto tutto. Purtroppo non potevo esultare, però me la sono goduta almeno così. Stefano, chi è arrivato prima di te a questo risultato? È una società che insomma conosci abbastanza bene, quella del Martignacco, ha detto la promozione in B1 sia stata una cosa bella, ma la Coppa è un'emozione che difficilmente puoi incontrare in altre situazioni. Beh sì, essendo che ti giochi tutto in 2 giorni ha un fascino molto particolare, quel classico dentro o fuori, ti sembra di giocare la Champions League di calcio, cioè sei proprio lì, sì, per qualcosa di importantissimo, insomma un po' di orecchie c'era anche quella Coppa lì, no? Quindi sì, è uno stimolo assolutamente particolare. Il campionato te lo costruisci giorno dopo giorno, quindi poi ti dimentichi anche delle fatiche che hai fatto durante il corso dei mesi della stagione, mentre la Coppa le fatiche le senti tutte e la tensione è sicuramente più elevata. Io avevo paragonato a loro un po' il discorso come le finali giovanili, se arrivi alle finali regionali, eccetera, eccetera, hai queste regionali perché non ho esperienza di nazionali, ma hai tensioni immediate e quindi l'adrenalina molto più alta, sai che una palla vale molto di più che non un campionato. È una gioia, insomma, assolutamente fortissima. Sì. Mi devo interrompere un po' perché bisogna parlare anche un po' del campionato con le vostre prossime colleghe, quelle della B1 femminile, in particolare di un match che abbiamo seguito in questo fine settimana, un match che vedeva scontrarsi la prima contro la seconda del girone B, la Domovip Porcia contro il Montale Modena. È stata una partita bellissima, noi l'abbiamo seguita in diretta streaming e vi ricordo di rimanere sempre aggiornati sul nostro sito www.fvgsportchannel.com per seguire sempre le dirette dai nostri campi, ma non voglio dilungarmi oltre perché abbiamo raccolto parecchie interviste. La Domovip Porcia ha fatto una partita magistrale e ha vinto per 3-1 contro il Montale Modena e ora è prima in classifica. Allora andiamo a sentire le interviste. Due delle protagoniste di quest'oggi, il libero di questa Domovip Porcia, Tonon. Ciao. Ciao a tutti. È stata una partita davvero intensa questa. Difficilissima, l'abbiamo preparata durante la settimana, sapevamo che comunque era una partita molto molto difficile. In casa magari abbiamo avuto quel forse vantaggio in più, però comunque è andata bene. È andata bene anche per Letizia Poser. Oggi Letizia si è dovuta entrare in un momento difficile per la tua squadra, ma tu sei pronta insomma a fare queste cose? Sì, sicuramente noi le ragazze che sono in panchina diciamo che stiamo sempre pronte in ogni momento fino all'ultimo punto per entrare. Quindi ecco, diciamo che non me l'aspettavo, però sicuramente ero pronta, ero carica e l'ho dimostrato all'inizio ed ero contenta di entrare in campo ad aiutare le mie compagne in questa partita. Tu in campo ci devi rimanere sempre. Questa squadra in particolare è stata più impegnativa delle altre, cioè ha dimostrato sul campo di essere la prima in classifica. Sì, l'ha dimostrato perché comunque loro sono un buon organico, hanno una buona difesa, un buon attacco.
noi dobbiamo avere molta pazienza, perché comunque non riuscivamo a mettere sempre giù palla, loro come contrattaccavano tutto quanto, quindi sono state veramente molto brave, molta pazienza ci è voluto, sì. E oggi anche una bella soddisfazione per te, perché ti hanno cercato pochissimo in ricezione. Vuol dire che gli scout, insomma, sono positivi. Ed è una volta ogni tanto. No, beh sì, è sempre un po' difficile, perché comunque la ricezione è sempre questione di testa, diciamo, oltre alla tecnica. La difesa invece ti gasa tanto e quindi ti dà quel qualcosa in più a te e alla squadra, diciamo. Allora, per l'esperta Letizia Posa, anche se è giovane, mancano 2 giornate alla fine. Non so, voi avete già fatto qualche conto? Beh, sicuramente in vista di questa partita i conti li avevamo fatti, diciamo, anzi non diciamo niente, noi continuiamo a impegnarci al massimo, anche per quei non molti allenamenti che facciamo, speriamo sempre di dare il massimo, di essere sempre pronte, come dicevo prima, e anche di avere un po' di fortuna, perché no? Sì, speriamo di avere un po' di fortuna, rimanete sempre aggiornati sulle avventure di questa squadra, perché siamo vicini ai playoff. Sì, siamo molto vicini ai playoff, quindi vi aspettiamo tutti qui a Porcia. Era la prima contro la seconda, si vedeva, e livello tecnico molto alto in questa partita. Livello tecnico molto alto e anche livello secondo me di attenzione, perché poi la differenza è che comunque fisicità e tecnica ce le puoi avere, ma la fluidità di gioco, l'attenzione sono quelle cose che fanno la differenza, e tutte e due queste squadre la mettono sempre in campo. Non ti abitui mai a giocare queste partite, sono quelle che tutti vogliono giocare, quelle che per tutta la settimana ti senti le farfalle nello stomaco, e giocarle bene, portare a casa i 3 punti e davanti a questo pubblico dà soddisfazione doppia. Oggi hai dovuto un po' ruotare le ragazze, fare dei cambi, e hanno funzionato. Ma come ti dicevo, conosco i miei polli, nel senso che le vedo tutta la settimana e so cosa possono dare, ho piena fiducia in tutti quanti e ho la fortuna di poter avere giocatori che quando entrano, come abbiamo visto oggi, ci tolgono le castagne dal fuoco, sia in un set che nell'altro. In prospettiva playoff, arrivare primi sarebbe una cosa molto molto positiva, perché non si passa direttamente, l'abbiamo detto tante volte, ma arrivare primi significa saltare dei passaggi. Tu hai già fatto qualche conto, oppure diciamo che la partita decisiva sarà quella della prossima settimana tra Montale e Coveme? Allora, ovviamente ho guardato tutte le varie ipotesi, però noi non giochiamo su questa cosa. Noi pensiamo di affrontare partita come partita, ce lo siamo detti, come se fosse una finale. E tanto più veniamo da un ciclo di partite in cui la motivazione era elevatissima. 2 perché giocavamo con dirette concorrente, la terza perché giocavamo contro una corregionale, per cui i derby sono sempre sentiti. La peggior cosa che possiamo fare è sottovalutare la prossima partita dicendoci che siamo stati bravi e che quindi è già tutto fatto. Dobbiamo fare altre 2 partite con questa intensità, con questo ritmo. Rientriamo in studio dal Palacornacchia per concludere un po', il tempo è davvero volato in questa puntata speciale di Sottorete. Per concludere con i nostri ospiti chiedo una battuta abbastanza veloce a tutti, per poi andare non proprio a tutti, insomma dobbiamo stare un po' stretti, per poi concludere con il Presidente. Stefano, prossimo anno. Passo la parola al Presidente. molto, molto diplomatico. Allora, prima di chiederlo al Presidente, lo chiedo al capitano. Questa B1 che ci siamo conquistate sul campo, dopo tanta lotta, ce la vogliamo tenere? Certo che vogliamo tenercela, sì. Adesso pensiamo a finire queste ultime 2 partite, questo campionato, e poi siamo già proiettati verso il prossimo anno sicuramente. Allora direi di concludere con Gianni De Paoli per diciamo un saluto
anche per un arrivederci al pubblico, anche se ci sono ancora 2 partite da seguire, si può andare ancora al palazzetto per vedere queste ragazze giocare. Ma sinceramente aspetto anche voi, magari già sabato nella nostra ultima partita in casa, dove sono sicuro che saluteremo il pubblico con una vittoria. E poi per quanto riguarda la prossima stagione, sicuramente io sarò qua alla prima tua trasmissione. Sì, perché un'ultima nota, è pochissimo scaramantico Gianni De Paoli. Vorrei solo dire che tutte le telecronache che abbiamo fatte sempre nella stessa identica posizione, e anche la Coppa Italia, pur dovendo presenziare per fare lo starting six e avendo le stampelle, quindi dovendo correre da una parte all'altra del campo con le stampelle, ha voluto essere presente nella telecronaca. Insomma, possiamo dire che abbiamo portato un po' bene. Sì, avete portato bene. Poi per quanto riguarda questo finale di stagione, questa stagione straordinaria, diciamo il rovescio della medaglia, per me, forse che sono il primo a pensarci, sono un po' le preoccupazioni appunto per cercare poi il prossimo anno di mantenere questa B1. Io chiedo solo a chi mi sta vicino, a chi è stato con noi, di avere fiducia, come io ho fiducia in loro, e insieme sicuramente, senza stravolgere quello che è la filosofia di questa società, magari con qualche giovane in più che scelga Talma Sons, come lo dico sempre, perché qualcuno non ha scelto Talma Sons e forse alla fine si è pentita. Ecco, invece grazie a queste ragazze e a chi ha avuto fiducia di noi, e con questa gente io sono sicuro che potremo anche rimanere in B1. Allora direi che non c'è conclusione migliore per questa puntata. Vi ringrazio davvero per essere stati assieme a noi e per essere intervenuti a Sottorete. Direi che possiamo anche concludere con un applauso, no? Allora, ci rivediamo alla prossima puntata di Sottorete.